giocatore sloveno serve subito Tessitori si libera, fa saltare uno stoppatore come Hayes e poi chiude. Cantù con Wes Clark, ancora il blocco di Kevarius Hayes, passa dietro Nikolic, allora Wes Clark può tirare e punisce con la tripla del sorpasso. Severini, maglia numero 20. Ora la squadra ospite si affida a Charles Cook, gran finta a mandare per terra Pecchi. Dunque si resta sul 15 pari con Ragland che penetra, scarica per Simioni, prende il tiro da 3 punti e lo manda a bersaglio. Imbrò con il pick and roll centrale con Tessitori, Imbrò bellissimo, scarico per Tessitori, la finta fa saltare 2 avversari e deposita a canestro un po' corto, sbaglia il rimbalzo per Cantù che riparte. Young da 3 in transizione e il suo tiro lo manda a bersaglio. Brutta conclusione di Andrea Pecchia, Treviso dall'altra parte, lo Eurostep di Charles Cook che poi appoggia, segna un grandissimo canestro e poi però si ferma e consegna Clark, palla che torna nelle mani di Pecchia, la penetrazione, il tiro non semplice ma Pecchia lo manda a bersaglio. E altra palla persa intanto per Cantù, butta via il pallone Kevarius Hayes e dall'altra parte Cook inchioda a 2 mani in attacco ma anche in difesa. Voto ricezione, manda al bar Wilson che sbaglia completamente, sta sparando a salve. Cantù invece ha ripreso, fiducia e Clark dall'altra parte si mangia il campo. Ultimi 5 secondi con Wes Clark che è tornato, penetra, scarica per Vernel da 3 punti, tiro corto, poi Wilson sulla sirena, è buono dicono gli arbitri. Momento di partita in cui gli attacchi non stanno brillando, brilla invece questo assist di Joe Ragland. Quando si entra negli ultimi 2 minuti, Logan da 3 prova a sbloccarsi e si sblocca, attenzione a David Logan perché riporta Treviso avanti 70-69. Ragland prova ad imitarlo, risponde Joe Ragland per Logan, 1 contro 1 con Ragland. Logan attacca, appoggia il tabellone, sbaglia ma arriva dal nulla Charles Cook e segna un canestro importantissimo arrivando da dietro e decollando. Kevarius Hayes che tiene in vita Cantù con una grandissima giocata difensiva. Clark dall'altra parte, c'è il canestro di Wes Clark, una prodezza. Blocchi per Logan, Uglietti invece tiene il pallone, poi trova, bellissima la palla per Tessitori che si mangia il layup. Segna anche il secondo, fa 77-74, ma grande merito a Cantù, non commette nemmeno fallo. La San Bernardo Cinelandia può esultare. Cesare Pancotto, il finale San Bernardo Cinelandia Cantù, De Longhi Treviso 7-7, 7-4.